Separate da 24 punti in classifica, il copione parrebbe già scritto, ma la realtà parla di una forma smagliante per chi sta sotto e di un momento complicato per chi sta sopra. Questa è Sesto Sardinia Happy Fitness Center. E dunque inizia questo Sesto Sardinia Happy Fitness Center con il Sesto Sardinia che muove il primo pallone. Va sul destro, poi sterza sul sinistro, ancora Pereira e poi sotto porta il gol di Salaris per il vantaggio dell'Happy Fitness Center e 1-0. Gli ospiti passano al Palacopron. Di Spanu geniale verso Francesco Tola. Ha trovato un super Mallia, qui palla dentro e stavolta si invertono i ruoli, il gol di Marco Spanu pareggia i conti al Palacopron, assist di Tola, Spanu mette dentro 1-1, guadagna il pallone Spanu che prova ad andare via, Spanu alla fine va in porta e trova il palo e alla fine la blocca Mallia. Pereira a schermare il primo palo, Aramu è uno schema, Tola, suola, sinistro, largo di poco sul secondo palo. Rischia tantissimo Pereira che poi va via con una gran giocata. Pereira in mezzo, Salaris se l'è divorato stavolta al 6. Centralmente Belleboni, lascia per Tola, tanto spazio, conclusione col sinistro. Francesco Tola l'ha ribaltata al Sesto Sardinia con questo grandissimo gol del suo numero 9. Da Scione che poi sbaglia il tocco, Spanu dentro, due volte Mallia. Corrias dentro Serio, restituisce palla al 22 che ha un'altra opportunità e alla fine Valdesa la meglio. C'è Belleboni che prova ad andare via, Belleboni, la palla si spegne in porta alle spalle di Mallia, allunga il Sesto Sardinia, il gol di Belleboni è il numero 18 in campionato a 6 minuti e 58 secondi effettivi da giocare in questo secondo tempo. Altra diagonale verso Serio, palla dentro a cercare Corrias e che parata ancora una volta di Claudio Valdes. Dentro Corrias, si gira Corrias che giocata, palla dentro, Salaris non arriva. Serio va forte in porta, c'è Salaris ma c'è anche il suono della sirena che dice che può bastare così. Il Sesto torna alla vittoria, lo fa per 3-1 contro l'Happy Fitness Center.